Il territorio di Dorgali, situato nella costa centro-orientale della Sardegna, è caratterizzato da un susseguirsi di incantevoli vallate, colline, boschi e aspre montagne. Adesso sopra il nostro grande albero, sopra Sciozastro Mannu, il grande olivastro. Ha una circonferenza di circa 7,5 metri nella parte più stretta del tronco e la sua età è datata sicuramente in più di 1000 anni. Fa ormai parte del patrimonio dell'ente foreste. Il territorio offre una numerosa varietà di aspetti geologici, faunistici e botanici di grande importanza. Miele ci vorrà almeno altri 15 o 20 giorni prima che completino il melare. È vero che le api conoscono il padrone? Lo conoscono, sì. La casa delle api è un palazzo a multipiano. Il proprietario, che è la regina, sta sotto. Qui nel merale, che è un piano separato. E si vede la regina? È difficile perché lei cerca di nascondersi dalla luce. Gli stolgo un piano, è una casa smontabile come le case americane. C'è l'escluso di regina che non lascia salire la regina sopra nel melare, nei piani di sopra, a deporre le uova. Lei deve essere solo nei piani inferiori, e lì c'è la covata e tutto. Adesso controlliamo, mettiamo sempre un po' di fumo per tranquillizzarle. Giovanni, circa quanti api ci sono in questo alveare? Ma questo è un alveare abbastanza grosso, ci sono dai 15 ai 20.000 individui. Ogni tanto fanno qualche protesta che vogliono andare in cassa integrazione, ma le facciamo lavorare lo stesso. Giovanni, ti chiedo, il miele che tu produci fa parte dell'alimentazione per i tuoi ospiti quando vengono nel tuo agriturismo? D'obbligo. Cerchiamo di dare il meno possibile degli zuccheri chimici, puntiamo a dolcificanti naturali come il miele. Questo è un favo di provvista, infatti si vede che è bello. Questa è la dispensa principale. Che tu non tocchi mai? Questo mai, mai. Io, come si dice, gli rubo il miele alle api solo dai piani superiori, le provviste della soffitta. Quelle del pian terreno le lasciamo a loro. Io adesso la sto controllando, sto vedendo che hanno delle belle provviste, l'arnia è quasi completa e adesso tra poco inizieranno a salire per riempire i piani superiori. Come vedete io mi trovo non avvicinarti più di tanto, a un metro distante da questo alveare. Evidentemente lui lo conoscono, a me cercano di rispettarmi, però non devo avvicinarmi più di tanto. Io adesso voglio controllare la nidiata per vedere se la regina
se la regina è sana e sta ponendo una bella covata. Però sono distante perché ho visto che... Sì. Sto controllando, vedo che l'alveare, qui ci sono tantissime api e vedo che stanno iniziando a fare delle non muoverti e se ti tocca qualche ape. Delle regine, stanno cercando. È un alveare bellissimo di covata. Ci sono parecchie. Si è portato la mia telecamera. No, ci sono parecchie torri reali e quindi stanno cercando di sciamare. Avvicinati alla telecamera. Aspetta. Che è con quella lì che è tutta piena. Ne prendo un altro. Sì, ti avvicina vicino all'obiettivo. Sì. Guarda, avvicinati proprio. Ecco. Lì proprio davanti. Queste sono le operaie ma non sono le buccinatrici. Queste ci hanno compito di accudire alle larve e di pulire le cellette perché la regina sta sempre a produrre nuove uova. Queste che vedete qua, più grandi, queste sono le celle della peregina, che sono differenti dalle altre perché sono molto più grandi e vengono alimentate solamente con pappareale. Infatti sta cercando di sciamare. Ecco qua. Sì. Questo è. C'è una bellissima covata. E le api si vede quando non si spostano dal telaino, che sono tranquille, vuol dire che è un alveare molto mansueto e molto tranquillo. No, sì. Perfetto, adesso ritorno tutto a posto. Ritorno tutto a posto e le lasciamo lavorare in pace perché adesso le sto un po' scocciando. Ecco qui, le abbiamo controllate, le abbiamo rotto un po' le scatole, adesso ci spostiamo e le lasciamo lavorare in pace, perché più tranquille sono e più producono.
Vabbè, sapete